Trasferiamoci a Feltre, in provincia di Belluno, teatro anche quest'anno di una finale regionale. Parliamo dell'Under 13 ed in particolare femminile, che ha messo di fronte San Donà e Codogné. Sfida Venezia-Treviso dunque, fra due società con una lunga storia alle spalle nel volley in rosa. Netta la vittoria di San Donà per 3-0 che con l'Under 13 conquista nel 2011 il terzo titolo regionale su 4. È stato molto emozionante anche perché è stata abbastanza combattuta, abbiamo dominato un po' la partita, però in alcuni momenti siamo un po' calate, però dopo abbiamo saputo rialzarci. Eravamo tese all'inizio, emozionate, però poi abbiamo cominciato a giocare e quindi abbiamo dominato tutta la partita. Con i nostri cali però ci siamo riprese. È una qualità fantastica perché sono tutte ragazzine molto determinate e grandissime lavoratrici. Grande competenza tecnica dovuta al lavoro in palestra giorno dopo giorno costruito. Ed alcune di queste atlete una settimana prima avevano vinto lo scudetto con l'Under 14. È stato molto emozionante, un'emozione non molto facile come traguardo, perché c'erano squadre molto forti, però comunque siamo riuscite a dare il nostro meglio. Dall'altra parte della rete Codogné perde la finale, ma conclude comunque con un grosso risultato la stagione. Non era impossibile. Beh, non è che abbiamo giocato super bene, però dai, non importa. Siamo felici, felicissime. Secondo posto regionale, già provinciale seconde su 43 è un bel risultato. Su più o meno 200 squadre seconde sulla regione è un bellissimo risultato per noi. Visto come si era avviata la partita, un pensierino ce l'avevamo anche fatto, perché tutto sommato a lunghi tratti siamo stati in partita e abbiamo giocato abbastanza bene. Poi a lungo andare forse è stato giusto così, aveva qualcosa in più, però niente da rimpiangere perché abbiamo giocato come potevamo giocare. In realtà Codogné ha già compiuto un passo importante vincendo in semifinale con San Vendemiano, formazione contro la quale aveva perso il titolo provinciale. Abbiamo dimostrato forse che la finale provinciale persa è stata un episodio particolare. Sono contento per le ragazze perché ci hanno creduto tanto, hanno lavorato tantissimo, tanta grinta, tanta voglia e lo hanno dimostrato soprattutto nella semifinale di ieri. Oggi forse erano un po' stanchine della partita di ieri, tanto tirata e non sono riuscite a giocare benissimo, però grande soddisfazione e un grande applauso al pubblico nostro che ci ha sempre seguito. La città di Feltre ha riabbracciato la pallavolo giovanile regionale con questo evento, ospitato dalla locale società. Siamo particolarmente felici perché Feltre, oltre alla squadra di Serie C regionale, che si è comportata molto bene, sta lavorando veramente bene a livello giovanile, quindi questo penso sia un po' il fiore all'occhiello della fine stagione, poter aver ospitato questa finale importante. Abbiamo degli impianti sportivi non grandissimi, non abbiamo il palazzetto dello sport, ma abbiamo delle strutture che permettono comunque di avere degli eventi importanti.